E poi Giovan Battista Pergolesi, a parte che Giorgio ascoltava lo Stabat Mater da quando era nel mio pancione, si chiama Giovan Battista, mio figlio grazie a lui è a Basile, e poi Giovan Battista Pergolesi è morto a 26 anni e Giorgio a 24. C'è un fil rouge pazzesco, ma soprattutto per il fatto che i musicisti hanno una sensibilità che sono, come dire, è come se il celestiale fosse instillato continuamente nelle loro coscienze. Quindi camminano qualche spanna più in alto dei non musicisti. E tra l'altro mio figlio è medaglia d'oro al valor civile perché quella maledetta notte lui è stato l'unico a proteggere un ragazzo in difficoltà, ma proprio perché era un musicista, perché dentro di sé c'è la pace, c'è l'armonia. Ti interrompo un attimo Sì. perché ti devo presentare. Dimmi. È bello che siamo partiti in medias res, ma tu sei Daniela, per quelli che ci ascoltano, per quelli che leggeranno e per quelli che vedranno questo video, sei Daniela Di Maggio, la mamma di Giorgio. Giovan Battista Titolo. Giovan Battista Cutolo, la mamma che ha vissuto e vive questa tragedia, ma adesso vedremo in una maniera molto 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 particolare e molto 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 giusta, mi permetto di dire, non di quale. Ma credo che sia l'unica forma, cioè la maniera giusta sia l'unica forma per andare avanti, perché io l'ho sempre detto, l'ho detto proprio il giorno dopo della immane tragedia, stavamo io, Francesco Emilio Borrelli e Don Patriciello sul posto e c'erano tanti giornalisti e io ho detto guardate, io vi dico solo una cosa, o trasformo le tre pallottole di piombo in tre pallottole d'oro o io non mi alzo più dal letto, ma se io non mi alzo più dal letto non si alzano più dal letto mia figlia, mio marito, gli amici di mio figlio, non si alza più dal letto Napoli, perché io Napoli l'ho scossa al punto tale che al funerale di Giorgio c'erano 10.000 persone, ma 10.000 perché le hanno transennate le vie d'uscita, perché io a Napoli ho detto adesso è il momento di scuotere le coscienze, perché quando muore un ragazzo come Giorgio, polistrumentista, orecchio assoluto che ne nasce uno ogni 10.000, compositore che trascriveva Bach dall'età di 14 anni, ha perso l'umanità perché abbiamo perso un generatore di bellezza e quella maledetta notte si sono incontrate le due Napoli contrapposte, quelle due maledette Napoli che non fanno mai pace, che non si incontrano mai. La Napoli di Giorgio, di Giovan Battista Pergolesi, di Basile, di Bach, di Fanzago e la Napoli del suo assassino, che è la Napoli del TikTok, dei disvalori, della subcultura, della violenza, dello stile gomorroide. Quella maledetta Napoli lì ha ucciso la bellezza. Pensa che io dico spesso la bellezza salverà il mondo, cioè non è che l'ho detto io, lo assumo e lo sottoscrivo, perché nel mio piccolo tutta la mia vita è stata improntata al culto Sì, della ma c'è bellezza. Luca Sommi che è questo giornalista scrittore che dice una cosa molto bella, a patto che il mondo salvi la bellezza però. Allora il mondo si deve impegnare tutto a salvare questa bellezza. Io non dico che questa è un'epoca in cui si crea la bellezza, in cui si crei la bellezza, perché la bellezza ce n'è poca in quest'epoca, ma almeno non la distruggiamo, quella che c'è ancora rimasta. Questo è il senso, questo è il tema, perché sappiamo benissimo che questa è un'epoca in cui vige una sorta di transumanesimo, no? Cane mangia cane, uomo mangia uomo, perché c'è l'ego che ha preso il sopravvento su tutto. Tant'è vero che la cronaca degli ultimi tempi ci dice che se tu mi contrasti l'ego io ti sparo, no? Mi schiacci una scarpa, io ti sparo. Fai del male a me perché mi guardi storto, io ti sparo. Ti sei permesso di proteggere un ragazzo che noi stiamo bullizzando come nel caso di Giorgio, io ti sparo, perché tu non devi fare del bene. Tu mi stai contrastando il male e quindi questa cosa qui rappresenta
la società moderna. Allora quelle piccole sacche di bellezza noi le dobbiamo almeno preservare e io sto cercando in tutti i modi di preservarle. E quindi, come dire, fra le tantissime cose che hai fatto dopo la tragedia c'è stato anche mettere le basi per un qualcosa che possa operare concretamente, insomma, con una pluralità di individui. Esattamente, anche perché con l'associazione Giorgio Vive io ho anche stilato un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Industriali di Napoli, con la piccola industria, con il presidente Guido Burrellì e con Iannotti Pecci, perché quando l'Ordine degli Industriali, l'Unione, capisce che se non si porta la legalità e la bellezza già nelle scuole e quindi non si formano individui per un lavoro etico, non aumenta neanche il PIL. Questo protocollo d'intesa che io ho fatto appunto con l'associazione prevede anche la presentazione dell'associazione che faremo a breve proprio a Palazzo Partanna per prendere questa sede che con molta probabilità ce la darà Don Mimmo Battaglia e in questa sede creare bellezza permanente, fare in modo che i bambini si armino di strumenti musicali, fare in modo che ci sia musica continuamente in quel luogo e che ci sia un ritrovo dove la gente legge, studia, si incontra e produce cose belle e si nutre di cose belle. Questo è l'intento dell'associazione Giorgio Vive. Tra l'altro noi abbiamo anche realizzato con l'associazione una delle cose più belle in quest'anno, che è l'orchestra Giovan Battista Cutolo, un'orchestra di frontiera di una scuola di Pineta Mare, dove ci sono bambini di colore che suonano a bambini bianchi, per cui sembrano questo yin e yang che si incontra, che crea un'armonia meravigliosa in un posto così difficile, così fragile. E c'è anche un bambino autistico che suona la tromba, che da quando suona la tromba nell'orchestra Giovan Battista Cutolo le terapiste dicono che è un bambino molto più compensato. Quindi questo è proprio il miracolo Giorgio. E io lo rivendico. Quel famoso mistero alchemico Sì, che dal Medioevo ci trasciniamo della possibilità di trasformare il piombo, cioè 3 pallottole di piombo, in 3 pezzi d'oro esattamente. per la collettività. Esattamente. E altre iniziative intraviste per il futuro? Parliamo del futuro. Certo, allora le iniziative sono appunto queste. Ora faremo questa presentazione bellissima dell'associazione perché l'intento è quello innanzitutto di piantare questo albero Giorgio che è il maggiociondolo, che praticamente sto piantando in tutta Italia perché rappresenta l'albero della bellezza e della legalità. Ne ho piantati già tanti in Abruzzo, l'ho piantato a Palma Campania, adesso lo pianteremo anche in varie province di Napoli, a Napoli, perché il maggiociondolo è un simbolo e i simboli sono importanti per la comunità, molto, perché entrano nelle coscienze e creano una coscienza etica. E quando viene piantato l'albero di Giorgio, che il maggiociondolo in particolare è un albero che ha un fusto dal cui legno si ricavano gli strumenti a fiato e poi il suo fiore emana un veleno che protegge questo legno dagli attacchi degli insetti, quindi proprio come Giorgio. E quindi anche l'intento di piantare questo albero in tutta Italia è un progetto che teniamo in piedi. Poi sto preparando uno spot contro la violenza, contro l'illegalità e contro il bullismo ed è uno spot che vorrei portare in tutte le scuole e si chiama appunto 3 pallottole di bellezza. E poi l'altro intento è quello di regalare corni francesi alle scuole elementari perché a partire dal corno si istruiscono i bambini al concetto di armonia e musica. Quindi abbiamo tante cose. Poi il corno ha questo suono, questo cotè antico che viene da lontano. Pensa che il giubileo parte dal suono del corno. Quindi è in qualche modo anche uno strumento un po' magico. È uno strumento magico, uno strumento profondo, che quando Giorgio
iniziò a suonarlo, chiese al prof, ma poi sto strumento chi lo suona? Disse il prof, quasi nessuno. Ah, a loro mi piace. E umile, disse Giorgio, è il mio strumento. E infatti lui era talmente bravo che nonostante stesse alla Scarlatti Junior lo chiamavano anche alla senior e tu vedevi questo bambino piccolino paffuto in mezzo a uomini adulti che suonava perché aveva un suono meraviglioso, e tant'è vero che Gaetano Russo, il suo direttore della nuova orchestra Scarlatti, alla fine di ogni performance, quando mi incontrava, mi diceva: signora, ma lei è cosciente che suo figlio è un genio, abbiamo un genio? Questa cosa me la ricordo perché puntualmente Gaetano Russo me la diceva. Suonava anche il pianoforte, vero? Suonava il pianoforte, il suo primo strumento, quello che proprio ha avuto in mano, è stata una chitarra, sapeva suonare anche la chitarra, suonava la tamorra, sapeva suonare la batteria, se gli mettevi il violino in mano lo suonava. C'è Eccolo. un qualche legame misterioso con Pino Daniele, Sì. vero? Sì. Adesso si riscopre, diciamo, anche negli scritti più recenti su Pino Daniele, a parte il fatto che si somigliassero da bambini per essere un po' cicciottelli. Perché erano cicciottelli, e questa cosa ha emozionato tanto il mio ex marito, perché poi c'è stata una presentazione di un libro proprio da Mascalzone Latino a Giorgio dedicato a Pino Daniele di Pietro Perone, il giornalista, spero di aver detto bene il nome. E questa cosa è molto bella perché la cosa che più mi sconquassa il cuore è che Giorgio ascoltava tantissima musica e grazie al suo amico Frank Malone, che poi era anche il suo datore di lavoro del pub ed è un musicista, ha iniziato ad ascoltare Pino Daniele, e il giorno prima della tragedia Giorgio tutto il pomeriggio a loop ha ascoltato Invece no di Pino Daniele, che quando l'ascolto ovviamente mi squarcia l'anima, però dico vabbè, evidentemente Pinuccio sta suonando la chitarra e Giorgio corn insieme e stanno facendo un bel fatto lì. Senti, io vorrei che questa cosa non finisse più, ma in realtà siamo arrivati in fondo al breve percorso di stamattina. Bene. Io ti ringrazio a nome di tutti i lettori dell'Espresso Napoletano, ti ringrazio a nome dell'editore che ti manda i tuoi saluti, a te e a Giorgio, e speriamo di rivederci non tra tantissimo tempo nell'occasione di qualche altra iniziativa, l'inaugurazione dello spazio per il Giorgio, delle prossime iniziative e associazioni. Ti ringrazio tanto, lo posso dire senza enfasi da approfondimento. Che cos'è questa tristezza? Ma che resta musciaria? Sarà il tempo, l'aria strana o è sulla capa mia? Che cos'è questa tristezza? Non dare te siente a me, pare brutta innanzi a accendere, rire un fa bene.